Buonasera a tutti i miei belli di Bella, eccoci qui, le 21 spaccate e noi come sempre siamo pronti per dare il via a questa nostra nuova puntata, quindi io vado subito a salutare tutti i miei belli di Bella, benvenuti miei cari, mettetevi belli comodi perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme in compagnia del nostro artista del giovedì che tra un pochino daremo la buona serata insieme. Intanto come ogni pomeriggio, anzi come ogni sera, voglio dare la buona serata a tutti coloro che sono collegati in TV, quindi ben ritrovati miei cari, come sempre canale 75 del digitale terrestre, buonasera a chi ci ascolta in radio, ricordiamo sempre il nostro FM 103.7 del DAB, blocco 10C, buonasera anche a chi ci segue tramite le nostre applicazioni, ben ritrovati miei cari e buonasera a chi ci segue ovviamente anche tramite la nostra diretta Facebook. Tra un pochino questa sera saluteremo tutti gli amici di Facebook, quindi se avete voglia di un saluto, qualcosa in particolare, andate proprio nella nostra pagina Facebook che dopo vi salutiamo, quindi tra un po' faremo il tutto. Detto questo, che cosa state facendo di bello? Fatemi un po' sapere, siete in giro per la città, siete con la macchina, siete davanti alla TV, vi state rilassando? Bene, siamo contenti di questo. Allora, il nostro artista del giovedì sera è pronto che diamo la buona serata? Sta arrivando tra poco. Il nostro Sebi Patanè, tra l'altro vi dico che poc'anzi all'interno dei nostri studi si stava cantando, stanno realizzando il brano nuovo. Adesso dopo ci faremo un po' raccontare quando si prevede l'uscita, quando insomma si prevede un po' il tutto, perché come vi abbiamo detto anche scorsa settimana in realtà non siamo stati insieme con lui, 2 settimane fa hanno fatto il provino, ragazzi sta venendo fuori una bomba straordinaria, ma direi che ci siamo, quindi buonasera al nostro Sebi Patanè. Ciao Sebi, ciao Franco, ciao tutto il popolo di Bella. Come stai? Io bene, alla grande, tu? Bene, grazie. Stavo raccontando che prima sono arrivata nei studi e sentivo che stavate registrando. Sì. Sentivo che stavate... Che punto siamo? Quando si pensa a questo brano? Ma se tutto va bene, domani il nostro Sonny ci fa un regalino per Pasqua e ci consegna i messaggi della voce che abbiamo messo proprio in questo minuto, prima di iniziare. Vabbè, però poi c'è il video da registrare, giusto? Ovvio. Quindi, però insomma, se non abbiamo prima la canzone non possiamo... Avevamo solo il provino, quindi... Devo dire che sta venendo fuori una gran bella roba, ragazzi. Una novità. Una bella canzone. Più 3, com'era? 3. 3. Comunque, ragazzi, sarà un altro di quei brani belli di Sebi Patanè con un brano estivino, dai, fresco, di cui abbiamo talmente tanto bisogno. Noi settimana scorsa, stavo dicendo, non siamo stati insieme purtroppo, ci siamo allontanati per 2, questa è la seconda, 2 settimane. No, nel senso, settimana scorsa, no, quindi non ci vediamo da 14 giorni. Sta passati bene? Sì. Tutto a posto? Sì, diciamo di sì. Happy scialala. Cosa? Sì, happy scialala, felice, eh? Sì, happy scialala. Stavamo dicendo... Come si dice? Me lo insegno. Happy scialala. Sì, certo, happy scialala, capito? Devi capire tu! Dobbiamo capire. Salutiamo tutti gli amici che si sono collegati ora in diretta. Siamo in diretta su Bella TV. Canale 75? Certo. 75. Come stavo dicendo, oggi ragazzi intanto scriveteci su Facebook che tra un pochino vi saluteremo a tutti quanti di lì. Tra l'altro, visto che settimana scorsa Sebi non c'è stato, vediamo se questa sera riusciamo a cantare di più rispetto alle solite puntate, magari fare 2 brani invece di una a volta. Iniziamo con 2, facciamo un piccolo medley. Vuoi iniziare con 2? Dai, facciamo il medley. 2 canzoni, quando sono? Va bene, iniziamo così, ma che te frega? Un'ora. Non è che abbiamo qualcuno che ci rincorre, siamo qui tra l'altro questa sera non abbiamo nemmeno ospiti, quindi siamo belli tranquilli, possiamo cantare e divertirci soprattutto e presentare anche novità che di solito non riusciamo mai a presentare. Iniziamo col medley allora? Sebi Patanè! Giocando con il fuoco, stai scherzando, non è un gioco. Fammi capire come voglio venire insieme a lui, lo capisci che stai esagerando. Stai esagerando, mi spezzi il cuore ma mi sto innamorando. Come sei bella quando mi guardo,
nessuno sa ma sti cose si vanno. Se lo scopri mi metti nei guai, qui non devi venire lo sai, anche se so che dura restarmi lontano però stai esagerando. Già parla, chi lo che ti chiama verità, mi hai fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, dal primo giorno t'ho visto e non ti posso scordare, hai fatto perdere la cama, te sonno e te voglio. Sì, troppo bella, così maladia, quel viso perfetto, sorriso ma smallo, t'ho giuro che mi stai facendo impazzire, hai fatto perdere la cama e non tornare, quanto mi piace, mi fai morire, quel corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasci, sei quella donna che tutte le notti sognavo, fa tempo per me e non devo mettere scorno, povero te voglio, sto aspettando a te. Che schianto sei, ma che donna mi fa impazzire, ma come fai? Ad ogni bacio mi fai morire. Ormai sei mia, sei quel brivido che mi fa vivere. Soltanto mia, io moriresti se dovessi perdere. Sei una favola, hai rubato il mio cuore, anche l'anima. Quando sesso non ti stanchi mai, pure quando esce da mattina. Sei perfetta tu, sei una favola, i tuoi baci sanno di fragola. Sono gelosa ed esisto mania, sensuale nei modi di fare, sei particolare, che femmina sei. Cosa c'è? Ma quanta gente ci sta dentro si respira appena. Io vedo te, tu guardi e tu guarda me, mi volti le spalle e poi se ci stai come mai tu vai via, mi fai cenno seguimi, e già so pronto e corrado te, non ti lascio andare via. Questa sera già da stufa sanne e pomo, io con te, tu con me, ma nessuno lo verrà a sapere, mamma. Non fa niente, tu sei fidanzata, ma già di una moglie, mai nessuno saprà il tuo segreto, o sapimmo soli e te e le stelle tu. Fine per la tua storia d'amore, i giorni neri senza lui, soffri dentro muori ma non dici una parola, perdonarlo tu non ce la fai. Tutti commettono errori d'amore, puoi perdonarlo
sei signorino. Scugnizza, a te te cresce pietto senza scugnizza, a chi ti voglio un cellette nocturno, si è pignato e tu è ragazziato. Scugnizza, quando vado a scuola non si chiude, posti non ne manca una camisa. Scugnizza, perché tieni da fare a non ci specchio lo rosario. Scugnizza, mamma te vado da sendazzere, perché la faccia piglia soccolo, è innamorato di questa ragione, con un vasino la ci visse, ma tu fai solamente chiacchiere, perché non può nessuno. Scugnizza, mamma te vado da sendazzere, perché la faccia piglia soccolo, è innamorato di questa ragione, con un vasino la ci visse, ma tu fai solamente chiacchiere, perché non può nessuno. E non vuoi nessuno. Siamo partiti con un piccolo medico. Sonny dice piccolo. E 9 minuti. Grazie. Mi cambi telecamera, grazie. Un bellissimo medley del nostro Sebbi. Infatti sono arrivati anche tantissimi messaggi. Sediamoci che te li leggo. Allora, aspetta. Allora, dobbiamo salutare Valentina per Paolo. Dopo gli dobbiamo dedicare un bel brano d'amore. Tutto per loro. Poi c'è Giuseppe Crivera che ci dà la buona serata. Ciao Giuseppe. Tiziana pure. Annuzza che dice Mary salutami Sebbi. Ciao Anna. Quindi la salutiamo. E poi c'è anche Salvo che scrive Sebbi top con tutte le bombette. E poi dobbiamo salutare anche un altro Salvo, nonché anche un tuo collega Salvo Maggiore, che lo salutiamo. Ciao, anche Salvo. Lui. Ciao Salvo Maggiore, un bacione, da un po' che non ti vediamo, spero tutto bene. E ancora c'è ovviamente il nostro Antonio Sfampinato che non può mancare. Ciao Antonio, il nostro sponsor, ricordiamo sempre, un bacione grande. Bravo Sebbi da parte di Salvo Maggiore, complimenti. Carmela Izia, salutiamo anche lei. Insomma, tutti quanti coloro che stanno scrivendo, ragazzi, continuate a commentare che noi tra un pochino continuiamo a salutarvi, anche se avete voglia di un brano d'amore, insomma qualsiasi cosa, se volete fare un saluto particolare. Tra l'altro vogliamo anche sapere da quale parte ci guardate, ascoltate. Come giusto? No? Sì. Io saluto la Puglia, Taranto, che domenica siamo a Taranto in un evento. Bene. Quindi salutiamo tutta Taranto. Per Pasqua? Per Pasqua. Che bella questa cosa. È un compleanno, un evento quindi privato. Privato. E quindi va bene. Poi domani, prossima settimana, ci farai sapere come è andata. Ma scusa, il compleanno, che quest'anno è capitato di Pasqua, quindi. Che bella cosa. Sai che il 31 marzo di... non ricordo esattamente l'anno, è stato anche il giorno in cui ha aperto Bella Radio, non Bella TV ma Bella Radio, e quell'anno era anche Pasqua, perché Pasqua ogni anno cambia, e proprio quando aprimmo era il giorno di Pasqua ed era il 31 di marzo. Certo. Quindi quanti anni sono adesso? Credo all'incirca di 12, 13 saranno una cosa, ma forse anche 14. Sonny, ti ricordi quanti anni farà Bella Radio il 31 di marzo? Ecco, Sonny che chiede aiuto al pubblico. Tra l'altro, se ci state guardando in replica, ovviamente che la nostra replica è il lunedì, ovviamente raga già l'anno è stato compiuto, perché noi poi andremo in replica il giorno di Pasquetta. Come no? Tu a Pasquetta torni a Catania? Certo, penso di sì. Torni in che senso? Non è che rimani a Taranto, no, nel senso non è che resti a Taranto, ti fai Pasqua e Pasquetta a Taranto. No. Ecco. Lo farei però, perché la Puglia è bella. La Puglia è molto bella. Io ancora, soprattutto anche nel periodo estivo, anche la Puglia, un mare meraviglioso. Sì. Ci sono delle zone bellissime come tutta l'Italia, dai, diciamo che tutta l'Italia è meravigliosa. Va bene, allora andiamo col prossimo brano. Sì. Ne vuoi fare altri due? O ne vuoi fare uno e torno? Anche due, dai. Dai, ne facciamo due. Stasera abbiamo voglia di cantare, anche perché, come abbiamo detto, settimana scorsa non ci siamo visti, quindi stasera recuperiamo. Il perizoma? No, la canzone. Recuperiamo le canzoni. Con Perizoma, ci vediamo. Come sei, un po' ribelle, facciami cammini sopra la pelle. Sei sensuale, particolare, io e te per sempre, ma chi ci può fermare?
sei una bomba di sesso, ma come si femmina. Già lo sporchi un set, fammi bassi. Il perizzo m'amola giù e io ti voglio di più. Si accende il fuoco dentro me, mentre fai amore con me. Tu sei fantastica, per me sei unica. Il perizzo ma non c'è più, io scendo sempre più giù. L'adrenalina dentro me mi faccio schiave te. Per me sei magica, anche romantica, e voglio sudare te. Il perizzo ma vola giù, il perizzo ma vola giù, il perizzo ma vola giù, il perizzo ma vola giù. Quando ti arrabbi mi fai impazzire, quando mi baci mi fai morire. Perdutamente ti voglio accanto, sopra il tuo petto io mi addormento. Sei una bomba di sesso, ma come si femmina. Già lo sporchi un set, fammi bassi. Il perizzo m'amola giù e io ti voglio di più. Si accende il fuoco dentro me, mentre fai amore con me. Tu sei fantastica, per me sei unica. Il perizzo ma non c'è più, io scendo sempre più giù. L'adrenalina dentro me mi faccio schiave te. Per me sei magica, anche romantica, e voglio sudare te. Il perizzo m'amola giù e io ti voglio di più. Si accende il fuoco dentro me, mentre fai amore con me. Tu sei fantastica, per me sei unica. Il perizzo ma non c'è più, io scendo sempre più giù. L'adrenalina dentro me mi faccio schiave te. Per me sei magica, anche romantica, e voglio sudare te. Grazie, grazie, era Perizoma. Andiamo avanti con un altro brano. Quando si buona. Quando si buona, quando ti muovo si vede il tuo perizoma. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non ti faccio via sonno. Faccio di tutto e di più quando si buona. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Straccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo nesci solo. Quando si buona, pare proprio la brasiliana. E invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buona, quando ti muovo si vede il tuo perizoma. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non ti faccio via sonno. Faccio di tutto e di più quando si buona. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Straccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo nesci solo. Quando si buona, muovino come fa sciaglire, vedi come mattina a te vende si frega quando smallo tutto a giro. Sta bella nera nera, crede mi fa paura. Tu pare disegnato come fosse una scultura. Passiamo insieme sta città, partiamo andiamo a Malaga. Soldi diamanti in quantità perché si buono. Dimmi solo come facciamo lontano, ti voglio portare baby, dimmi lo facciamo, decidi tu. Quando si buona, quando si buona, quando si buona.
Poi bella non ne si trasu, tu subiti rinda capa mia. Se non ci credi ti faccio vedere che per te faccio mia pazzia. Quando non muovi non sai i pensieri che faccio questa fantasia. Ti immagino rinda stasera oppure quando stai a casa mia. Non ci credevo ma tu sei da me. Ieri è vero solo fantasia. Poi ancora fammi morire. Sotto pensiamo se sono la mia. Fallo la storia e m'emozione. Fatte vedere come sotto tensione. Solo io e te senza liscione. Fammi morire proprietà brasiliana, ma invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, 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 quando si buono. Grazie, era Quando si buona. Buona. A me questa canzone mi piace assai. Allora, dobbiamo salutare Tony D'Antoni. Ciao Tony. Un bacio Tony, perché mi ha mandato un messaggino che non ho sentito, però sono sicura che ci sta ascoltando. Ovviamente qui cantando gli audio sono un po' difficoltosi da ascoltare. Ciao Tony, un bacio. Poi voglio mandare un abbraccio perché ci sta guardando la nostra Rosy Milano. Ciao Rosy. Rosy, io ti mando un bacio grandissimo con un ti vogliamo bene, grande. Soprattutto speriamo di riaverla qui con un bel sorrisone insieme presto, a noi a sì, cantare. sì. No. E ti vogliamo bene Rosy, questo lo sai. Poi vogliamo salutare, aspetta che torno un po' indietro. Io voglio salutare Luca Bacio, ciao Luca. Un bacio. Nonché a Francesco Russo con Alfredo, che li salutiamo. Ragazzi, anche loro non li vedo da un sacco di tempo. Spero di vederli prestissimo. Un bacio. Allora, so che comunque erano stati a Napoli per questioni di lavoro. Infatti, stanno sì, organizzando sì. delle belle cose. Allora, Vale dice bravo, complimenti. Poi dobbiamo salutare Rossana Pisano. Ciao Rossana. Maria Patanè, che ti fa anche lei i complimenti. Ciao zia Maria. Enza Di Mauro. Ciao Enza. Maria Puglisi. Ciao Maria. Nicolino, famoso di TikTok. Ciao Nicolino. Buonasera anche a te. Dolce Luna, che ci saluta anche lei. Ciao Gioia. Bua Carmelo, un bacione grande. E poi c'è anche Saverio che ci dà la buona serata. Ciao Saverio. E Vale che dice: Sebbi, mi canti una bella canzone per mio marito Paolo? Come no? Adesso gliela dedichiamo. Poi salutiamo Francesco, anche lui che ci saluta. Enzo Unico che ci dà la buona serata. C'è la nostra Rosy che dice: vi voglio bene, anche noi Rosy. Un bacio Vogliamo speciale, bene Rosy. tanto. Ora mettiamo la canzone. La prossima mettiamo. Una di Rosy? Sì, però quella con i Puma, io non mi ricordo mai. La canzone dell'estate che si baila! Sonny, preparala. E poi c'è Giuseppe Sciuto che ci dà la Ciao buona... Giuseppe Sciuto, Anche un bacione lui. a Giuseppe Sciuto. Ah, grande Peppe amico Sciuto, mio. ok. Ciao Peppe, non l'avevo visto. Buona... Ok, poi salutiamo anche Gianmarco Graziano che vuole salutare tutti i suoi amici, certo che sì. Adesso vediamo che canzone anche a loro possiamo dedicare. Insomma ragazzi, siete tantissimi, a noi ci fa piacere, continuate a scriverci che fino alle ore 22 staremo insieme, quindi c'è... ma che voce mi sta uscendo stasera? Vabbè che tu canti. Sì, vabbè, ma stasera tipo sto parlando che noi fino alle 22 stiamo insieme e vi terremo compagnia, quindi non vi preoccupate di nada, nothing nulla. Filosofa. Chissà, c'è stasera proprio così. Ci ascoltiamo Rosy? Ci ascoltiamo Rosy, dai. Dai, Rosy è come se fossi Rosy con Milani. noi. Ti mandiamo Milano. Milano. Io so lei è singolare, io so plurale, capito? Sempre vicino, Milano Sì, e Milano. Rosy Milano. Fa 3000 storie, straiata a rive mare insieme a te tutta abbronzata, la pelle un po' salata, che voglia esagerata, non voglio che senti sta nostalgia, voglio musica che c'ha da fa balla, è un rumore non ti piace rilassa, mezzo a tutte quante ci ama diverti, e non brinca un po' le facili avanti, voglio balla, tu tengo basta spiaggia, senza pensarmi
Fantastica Rosy Milano, ciao Rosy, salutiamo Rosy, Alberto, amore, ciao un Alberto, bacione ad entrambi, nonché alla ovviamente. mamma. Tra l'altro, sì, soprattutto, tra l'altro sono anche arrivati tanti complimenti per la nostra Rosy, c'è anche Anna che dice bellissima, ci fa sognare, è vero. Poi salutiamo un'amica che non so come si chiama, però ha il simbolino del braccio di ferro che ci sta guardando su TikTok. Se ci dici come ti chiami, noi ti salutiamo tesoro. C'è questo simbolino, quindi non capisco come si chiama. Ragazzi, allora, detto questo, dopo che abbiamo ascoltato Rosy, ricordiamo che c'è in preparazione anche un bellissimo duetto tra Rosy e Sebbi. Certo, come no. Quindi ci sarà anche questa bella novità, al momento un po' ritardata perché appunto Sebbi ha avuto questa nuova canzone con Sonny e quindi al momento si sta dedicando anche a questo. Anche per Rosy so, che è assente. Lo so, l'avevo un po' girata. Lo so. Tu lo devi capire a me. Ecco. Io lo so, però, io ti prendo sempre, mi devo fare rimproverare. Sì, sempre, perché lui se non è felice così, non è felice, capito? Aspetta, una voce poi di un gatto animato, chi sta? Sì, vabbè, io te le faccio tutte le Sì. voci, sì. Che poi tra l'altro devo picchiare, dovete sapere, Sebbi ti dice una cosa, che tra l'altro una cosa che gli serve a lui, non che mi Non serve a me, parlare, tipo non rimanda parlare, tutto, sì, dalla sì, velocità sì, del, sì. del Raptor, Sì, del sì, Velociraptor, è stato rimandato a 2 settimane. Del Velociraptor. Cioè, voi stai dicendo cose strane che io non conosco. Velociraptor è il dinosauro, mai te lo sei visto Jurassic Park? Dai cavolo, il Velociraptor è il dinosauro, quello che mangiava tutti quanti e correva velocissimo, Velociraptor, capito? Mi sono visto io Jumanji. Anch'io l'ho visto, ma lì non c'era. Il primo e il secondo. Tutti. Tutti, ne ho fatti 2. Allora, il primo Jumanji, quello diciamo l'originale, libro, quello... esatto, quello originale è proprio fatto all'antichità, era quello che il bimbo dai. si trasformava in una scimmia, poverino, e c'erano tutti quanti quelli arrivati poi nella città, quello del carabiniere, il carabiniere nero, il poliziotto che era sconvolto che gli rubavano la macchina, io mi spaccavo troppo da ridere che lo guardava così, quello era bellissimo. Poi il 2 è stato bello pure, però è stato rimodernizzato. Infatti. Quindi è come un po' Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, l'originale, sì che quello nuovo c'è Johnny Depp, quindi insomma ha Johnny un suo Depp, fascino, infatti. il suo perché, però io sono cresciuta con l'originale di Willy Wonka e anche tu, così come con Jumanji. Faccio manco qual è. Ma dove c'erano gli Umpa Lumpa? Umpa Lumpa. Pippi Cazzalunga qua. No! Ah, Ma è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il re del cioccolato che faceva il cioccolato e c'erano gli Umpa Lumpa. Umpa Lumpa, c'è gli Umpa Lumpa. Ah, sì. Non è vero, mi sta prendendo per il culo lui, lo so, io quando fa questa faccia e ti come dire Non mai me lo sono visto. Ok, mai. da questo momento ragazzi ogni sera inviterò Sebbi Padere a venire in radio e gli mostrerò un cartone animato della Walt Disney. Bravo, domani la domanda fai un cartone animato, vediamo chi si ricorda. Prendi un allora, cartone animato tu. allora aspetta, tutti coloro che in questo momento sono collegati su TikTok, vi prego, conoscete Willy Wonka e gli Umpa Lumpa? Mi rispondete un attimo, perché questo mi ha preso per matta. Tutti Willy Wonka. Ma non è che Pinocchio, che ne so. Ma Willy Wonka è a livelli di Pinocchio. Ma che dici? Era quello che c'avevi tutto, che potevi leccare. C'era la cascata di cioccolato dove il bambino casca nella cascata di cioccolato e diventa grossissimo perché si lecca la cioccolata. I funghi che c'era la panna, gli inficcavano la mano e si mangiavano i funghi. è Super Mario. No, che c'è? Vabbè, addio. Allora, guarda, c'è Tony Garofalo che risponde sì. Ecco, Tony, non mi dire che sei l'unico, ragazzi, siamo una carrettata. Visto, lo sai tu e no, Tony. ragazzi, non mi fate fare brutta figura. Conoscete Willy Wonka, ragazzi di TikTok, rispondetemi. Tra l'altro c'è Anna Maria Annoni che dice ciao Sebbi. Ciao Anna Enza Maria. Di Mauro che si spacca dalle... Enza, dimmi che conosci Willy Wonka e gli Umpa Lumpa. Vi prego. Enza, no. Gli Umpa Lumpa, dubidi dum, dubidi. Enza è straniera, la straniera, quindi Hai visto? penso che- Aspetta, e poi c'è Cuoricino Nero con la prima con Ma la che medaglia televisore che vedi? mi scrive Quando- ovvio, Tony si spacca dalla ragione. Musica Love, boh, io avevi ragioni Sebbi, mai visto. Ma come? Ma ragazzi, saluti dalla Germania, Tony 31, te lo sei visto Willy Wonka? No, mi dovete rispondere. La fabbrica di... Te lo metti gli Umpa Lumpa un secondo, Sonny? Poi c'è Tony Garofalo e ok. Vale Paolo che si Ma non è spacca che dalle Jumbo. risate. Enza Di Mauro che dice sì. E poi Marco e Giussi, sì, certo che ho visto 1000 volte la fabbrica di cioccolato, hai visto? E poi tutti che ridono. Peppe Catanese Doc, buonasera. Lo conosce Willy Wonka, la fabbrica del cioccolato? Questa sera c'è questo sondaggio? Vi prego, rispondetemi, perché altrimenti sembro pazza io. Ragazzi, siamo Fai la tantissimi. sfida, non si può fare la sfida. Tipo La in match. sfida. No, in match. Conosci in match. Willy Wonka e la...
il match, Accedi quello il match, rosso sì. e blu, ora lo attivo di qua. Hai visto? Tony 31 mi risponde sì. Hai visto? Sonny, mi metti Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato un attimo alle spalle. Ah, sta avviando il sondaggio. Vabbè, va, qua stiamo. Io sono pazza. Poi loro mi vengono dietro che sono più pazzi di. No, allora, Willy Wonka, io sono anche i bambini piccoli, si conoscono. Allora, Willy Wonka e la fabbrica conosco. è Se non quando ce lo metti io non me lo c'è il ricordo. biglietto dorato, che ci sono Io le tavolette. Pinocchio, mi abbraccio di ferro. Le tavolette di cioccolata. San Bei, tu lo da San Bei. Abboccherà. Cioè, questo con una mosca prendeva il pesce ma il salmone più grande del Canada. Cioè era l'unico che andava a pescare senza esca. L'esca passava una mosca. Basta che aveva un cappello in testa, era a posto, era felice. Era l'unico a pescare. Cioè io quando vado a pescare spendo l'ira di Dio, pastura. Bravo. Se tipo vai in pescheria spendi di meno e ti porti il pesce. Io spendo tanto, non pesco niente. Tutti così siamo. Cioè, ma sempre era l'unico che pescava senza. Ma lui anche se metteva il piede pescava, capito? Anche se ci metteva un pezzo di unghio. Va bene, abbiamo il sondaggio. Sì, hai visto? Allora, guarda qui che non sono pazza io. Allora, ciao, saluti da Paternò da Valeria. Sei pazzi? Io ti ho detto che non me lo ricordo Carosino, io. non mi fate fare male con basta, dai, dite tutti sì, anche se non è vero. Valeria da Paternò lo conosce a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Non ti comprare il pubblico. Poi c'è Mani di Fata che ci saluta. Tony, grazie, un bacione. Sì, conosco Willy Wonka, lui è Corrado. Enza che dice non ci credo. Non è vero. Ecco qua, chi sta? Vincivo. Mani di Fata. Scetto! Hai visto? Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Willy Wonka. Ma era quel bambino che cadeva nella cascata di cioccolato e diventava Sì, perché te grosso? l'ho detto io questo, perché poi lei si mangiava, c'era il succhia che mai si consuma. Andiamo in musica. Non siamo fuori, siamo su Bello. Salutiamo il popolo di Bello. Sonny va in musica. Si chiamava musica. Dopo te lo spiego che cos'è. Cioè te lo faccio bloccare la televisione. Si chiamava così. Era la caramella. Oh. Fermati da già parlare, quello che ti chiama verità, mi hai fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, per guardare, dal primo giorno t'ho visto e non ti posso scordare, mi hai fatto perdere la capo, ti sono e ti voglio, sei troppo bella, tu sei malattia, quel viso perfetto, sorriso da sballo, ho giuro che stai facendo impazzire, mi hai fatto perdere la capo e non tornare, quando mi piace mi fai morire, il corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trovare, sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me, e non ti mettere scorna come lo ti voglio, sto aspettando te. Ma cosa c'è che non va? Sono sincera e non posso giurare, ti rispetto e sto qua, nessuno male può parlare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, posso guardare, per te per mazzo tempo non ti fa aspettare, mi hai fatto perdere la capo, te sono e te voglio, sei troppo bella, così malattia, quel viso perfetto, sorriso da sballo, ho giuro che mi stai facendo impazzire, mi hai fatto perdere la capo e non tornare, quando mi piace mi fai morire, quel corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo
tempo per me e non ti mettere scurna come te voglio. Sto aspettando a te. Tu passi in l'ora la mattina e non si specchia solamente a te truccare. Poi più sei troppo buono da vicino, se non dà buffe trucco non ti può guardare. E a così ti può convincere che l'uomo non ti corteggiano. Non sei capace di ammettere, sei troppo brutta nenne. Volesse va bene, ti crede troppo bella, sta convinzione di non rinde il cervello. Va bene, ti sento una modella, ti fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguaiato nenne tutto un blocco, ma non so soltanto questi ritocchi, dici che sia regina e TikTok, sti Peppa Pig se li è possibile. Volesse va bene, quando tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. Sapi non ti vedo nessuno, perché non vanno a nascondere i difetti, ma pure dice che non te ne milione, e uomo che ti vanno e tu fai salare, ma quando poi ti conoscono, che fregatura che pigliano, poi una roba ti bloccano, non ti fanno più a vedere. Va bene, ti crede troppo bella, sta convinzione di non rinde il cervello. Volesse va bene, ti sento una modella, ti fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguaiato nenne tutto un blocco, ma non so soltanto questi ritocchi, dici che sia regina e TikTok, sti Peppa Pig se li è possibile. Volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. Ma stai inguaiato nenne tutto un blocco, ma non so soltanto questi ritocchi, dice che sia regina e TikTok, si Peppa Pig se li è possibile. Volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. La fotocopia di Gargamella. Chi era Gargamella? I puffi siamo così. Io guarda che io sono cresciuta con i cartoni animati, perché quando vabbè, abbiamo per male su di lì, giù di lì, ABC. Ah, c'era anche questo, ABC, su di lì, per di qui, per di lì. La conosci? Sì, questa pure. Questa qui era non era supercalifragilisticexpialidocious, era un'altra. Ma questa era scusa Mary. Su di lì, giù di lì, per di qui, per di lì. Mary. No, è quello che va a cercare. Non si intitola Mary, perdonami, so che non si chiede le donne. Pomi di ottoni e manici di scopa, che loro giravano il coso sul letto e il letto volava e se ne andava. Esatto. Dice? No, dico, so che l'età non si dice, giusto? No, non la dico. Ma quanti anni hai? Non te lo dico. Sono cresciuta con i cartoni animati perché i cellulari ancora non c'erano. I miei erano altri. C'era Rossana. Rossana dai pensaci un po'. Erano altri, l'uomo tigre. E l'uomo tigre combatte bene. Questi tutti me li so. Vedi che io sono più piccola di te. Infatti. Lupin. Visto questi li conoscono tutti. Ma c'è, ma anche Willy Wonka. Anche perché vedi che qua me lo dicono. Guarda, ti dico tutto quello che. Allora c'è Vale che dice: Mary, tutti gli innamorati aspettiamo una canzone da Sebbia, adesso arriva. Poi c'è Tori che dice: ma come non si può? No. I've got a perfect puzzle for you. Oompa, loompa, doopity-dee. If you are wise, you'll listen to me. Questo! Gli Oompa Loompa! Lui è l'Oompa Loompa! Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terrible? Questo è in inglese, giusto? Io ero piccola, era in italiano. Will come of
that. Ora fa così. Umpa, aspetta. Umpa, lumpa, dubidi-dub. Non te lo ricordi? No. Addio, addio. Come non si può conoscere? Siete fantastici. Anna Maria Annoni, Stefania Giuliano che vuole mandare una dedica per il marito Giuseppe Consumare. E poi c'è Mani di Fata che dice: vi seguo sempre, siete davvero simpaticissimi. Grazie. E dice vuole una dedica in particolare. Salutiamo anche Jolly 77, Patrizio che è arrivato, il nostro Patrizio Caruana, il tuo fan. Ciao, Patrizio. Che vuole un salutino. Stavo dicendo, c'è Mani di Fata che dice: Mary, mi merito una dedica visto che conosco Willy Wonka, una dedica speciale per il mio papà che purtroppo non c'è più. Come? Ce l'abbiamo, Gli mandiamo un bacio al tuo papà. No, ma ce tesoro. l'abbiamo pure la canzone da Ce l'abbiamo- dedicare adesso, al suo papà. esatto. Come si chiama? Si scrive, qua si chiama Mani di Fata. Tesoro, se ci fai sapere il tuo nome, e dice anche un abbraccio a tutti voi che ci regalate sorrisi. Poi c'è Patrizio che vuole Renato. Renato. Vediamo se arriviamo. Poi c'è anche Rosemary. Ciao Rosemary, un bacione anche per te tesoro. Stefania grazie, Anna Maria che bravissimo, Sebbi. E poi dice Mani che ecco, si chiama Licia si chiama. Dice, sì, la prossima la Esatto. mettiamo dedicata a tuo papà Ecco. e a tutte le persone che purtroppo non ci sono più. Esatto. E sono tante. E poi aspetta, una dedica, sì. Ah no, Valeria si chiama, scusami, non Liscia. E poi c'è Paolo Ventura, un saluto, un abbraccio Ciao Paolo, a tutti e Paolo noi. Ventura è Il quello che papà di conosciamo noi. Gioele, Sì, ciao esatto. Paolo, ciao Gioele, ciao Un tutta la bacio famiglia. a Santina pure. Poi c'è anche Alessandro Grisafulli. Allora, c'è un brano di Sebbi, è quello che penso io? Sì, a te Esatto, papà. A te papà. Su questo brano salutiamo pure Tony D'Antoni. Esatto. Mani di Fatima, ha detto si chiama? Valeria, tesoro. Valeria, La ma dedichiamo soprattutto al tuo voglio papà. fare io una dedica speciale a tutte persone che Non ci sono più. ultimamente ci stanno lasciando e continuano a lasciarci. È vero. Adesso Io su arriverà questo anche brano mi Rosy. emoziono tanto, quindi Cantiamolo e poi arrivo Cantiamo. dopo. Dai, andiamo con questo A te, brano. papà. Un bacione anche a Tony D'Antoni su questa canzone. Sento ancora il tuo profumo dentro casa. Pure passo due quando ti uscitavo. Un eroe per tutti i figli, un marito che mi manca. E mamma, che non si può più rassegnare. Papà mio, zio Salvatore, può partire. Quasi un derive figli suoi vicino. Quando erano rivancia, ogni festa era così. La famiglia a tavolo voleva bere. Ma siamo stessi, papà tavolo sto piatto, siamo stessi. Ma rimane sempre freddo che lo posto. E quel tuo bicchiere di vino mai fornisce. Ma siamo stessi. Quando poi sentiamo una bussa di porte, stiamo sempre con la speranza che la penna. C'è stai tu papà che dici tutto a posto. Se potesse mancare che non vuole vedere più, mi accatassi per fare uscita. Falegname per mestiere già la piccerella. Pure giorni veste e vado faticavo. Ma perché, se non cielo può pigliare. Tutta gente buona e onesta come il mio papà. Ma siamo stessi, papà tavolo sto piatto, siamo stessi. Ma rimane sempre freddo che lo posto. E quel tuo bicchiere di vino mai fornisce. Ma siamo stessi.
papà che dice tutto a posto. Se potessimo accattare tutto quello che vedi più, lo accattassimo per dover resuscitare. E mo che non ci stai più, io non vivo più senza te. Papà, tu sei l'aria che respiri. Ti tengo sempre e ti porto sempre con me. Ti voglio bene papà. Ti voglio bene papà. Questa è una canzone che arriva a tutti su TikTok, in tanti hanno commentato e voglio leggere qualche messaggio perché noi giochiamo, ridiamo con la musica, però ci sono dei brani che arrivano e che molte persone sentono loro e quindi è bello ricordare anche tutte le persone che hanno voglia di ricordare qualcuno che hanno nel cuore. Infatti c'è Patrizio che dice la voglio dedicare alla mia mamma e al mio papà, poi salutiamo anche Siciliana che vuole salutare il suo amore Salvo, Annuzza la dedica al suo papà, poi c'è dedicata anche al mio papà da parte di Stefania e poi c'è Sergio e Domenica Marino che vogliono salutare il loro figlioletto. Ciao ragazzi. Valeria che dice per tutti i nostri papino che non ci sono più, sappiate che saranno sempre con noi, siate forti. E poi ancora Siciliana che dice potete fare un saluto al mio fidanzato Salvo da parte di Angela. Ciao certo. Salvo da parte di Angela. Esatto. E poi aspetta perché c'era un messaggino, Funcida mi saluti al mio papà Giuseppe Consumare, mi manca Ciao, tanto, Giuseppe. da parte di Gabriele, eccola. Vale che dice i brividi, troppo bella questa canzone, bellissima questa canzone, molto toccante. Andrea Pinzone che dice com'è il titolo di questa canzone? A te papà. A te papà. E poi c'è anche Antonio che dice unici, grazie Antonio. Valeria che dice grazie mille per la dedica, sei un grande, ti ascolto da sempre, Grazie hai a una voi. voce davvero pazzesca. Grazie. Con significati molto belli, davvero complimenti, che tutti gli angeli del cielo che ci guardano sempre, bellissima canzone amico mio, bravissimo, Sebbi sei grande, Stefania mi ha fatto piangere, complimenti, bellissimo brano Sebbi, i brividi, grazie mille, sei bravissimo. Salutiamo anche il nostro amicone Giuseppe che ci ascolta dalla Germania, ciao Peppe. Ciao Giuseppe, un io saluto. bacione. Peppe, cosa stai mangiando? Che sappiamo che sei ingrassato un poco. Stai facendo la dieta? Ma tu Vogliamo sai tutto, sapere? lo sai No, tutto. allora, questo ragazzo è un nostro amico, ci conosciamo che lui aveva tanti anni, almeno ci conosciamo da 20 anni, più di 10 anni, 15 anni Oggi con all'incirca. l'età non sei proprio No, al oggi, top. senti, è giovedì Sei sera. smemorato. È giovedì sera. Io ho fame, sto a dieta, stai facendo la fame. No, non è vero che sto facendo la fame, sto mangiando assai in effetti in questo periodo. Ti vuoi spogliare? Che fa caldo? Meglio se tu, io sono un poco No, grosso, meglio se ti spogli tu. Io sto bene così, andiamo. Quando vai al chiuso giuro fai impazzire. Se carnale ti azzeccuso mi fai morire. Non esiste un mondo che ti può assomigliare. Sia più bene tutto quando ti ci sposare. Quando presto sogni e facciamo amore, che passa per l'assimo profondo. Tanto giù sai che mi si fermo cuore. Quando ogni notte insieme a me rindasto niente, tu ti svogli ancora, fammi non passa ancora, fammi morire piacere, voglio soltanto a te, tu giuro e con nessuno.
diciamoci tutta vita mia. Da un discorso non mi fai mai parlare, perché siamo così e proprio sempre ragione. Acceniste e foto quando mi fai incazzare, perché sono geloso si ti voglio guardare. Quando presto scogliete e facciamo amore, troppo sta pelle massimo profondo. Quando giù stai che mi si fermo cuore, quando ogni notte insieme a me rindasto niente. Tu ti svogli ancora, fammi non passa ancora, fammi morire piacere, voglio soltanto a te, tu giuro che a nessuno, con me tu sei l'amore, mi dai mille emozioni, quando mi guardi e diciamo sei tutta vita mia. Fammi morire piacere, voglio soltanto a te, tu giuro che a nessuno, per me tu sei l'amore, mi dai mille emozioni, quando mi guardi e diciamo sei tutta vita mia. Amo sei tutta vita mia. Svoglia allora, fammi non passa ancora, fammi morire piacere, voglio soltanto a te, tu giuro che a nessuno, con me tu sei l'amore, mi dai mille emozioni, quando mi guardi e diciamo sei tutta vita mia. Sei tutta vita mia. Ed era Svogliati! E sfogliati! Che ancora non è periodo, sai, ieri c'era freddino, cioè più che altro vento, c'era vento. Allora, in realtà ieri di mattina io sono uscita, Il il sole. cielo era cupo, no era cupo, c'era tipo un colore, non lo so, c'era tipo una sorta di giallo, nebbia tipo del strana, deserto, sì. però c'era tipo afa caldissima. Di sera se ne è venuto un vento con È un una freddo tempesta, che infatti. veramente era assurdo. Anche stamattina si stava bene, ma adesso c'è freschetto. Tu sei dentro il radio con Sonny perché avete lavorato, quindi Sì. non lo sai, io che sono arrivata dopo. C'è un po' di freschetto. Adesso comunque marzo pazzo, capito? Dobbiamo salutare Sebastiano Toro che mi ha detto Ciao Iano. che Iano se Toro. vuoi ti insegna lui a pescare. Ah, Che lui è un grande pescatore, altro che Sanpei. Basta che non sia come a Sanpei. Altro che Sanpeia. Poi c'era anche occhi di gatto, Ma c'era un altro cartone animato Oggi. che lo facevano in Sta un pensando una sera No, oggi. aspetta, lo devo dire questa. C'era un cartone animato che lo facevano sempre. Io ero innamorata di questo cartone animato ed era un canale siciliano, quindi non so se lo Tele D, tipo questi così, e c'era Renzi è una strega molto bella e deliziosa, Allora ti sai. sei ma se svegliata. la- Allora li sapevi qualche cartone animato? Ma io tutti li guardavo. E poi c'era E lo anche Yattata, Speng. Yatta man, uomo Yattaman, io, bravo. donna tu. Adesso sai Questo- perché. Yattaman, Yattaman, questa. E poi c'era, a me mi piaceva tantissimo anche quando ero piccola. E Memory. E lo Spank. Bravo. Memory. E poi c'era Denver. Ah, Sei il mio amico Denver. Denver. Dinosauro verde senza Ti sai, età, no? come face- Visto, non ci siamo appattati. Allora, prima tu mi hai fatto. Cioè, prima Ma mi Willy dici- Wonka, senti, Willy Wonka è la fabbrica di Staleolio, cioccolato. come lo conosci? Staleolio, ma Staleolio, senti, io ti farò guardare Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Organizziamo cinema a casa di Sebbi. Porterò Willy Wonka vecchio e Willy Wonka nuovo con Johnny Depp. Ah, quello con Ok? Johnny Depp. Però ci vuole la l'ho cioccolata. visto. La cioccolata la porto io, dai. Va bene, grazie. Allora, la prossima settimana devo trovare un nuovo film. Sonny vuole la fammi, cioccolata. io senti cioccolata, Ora è non mi fare questa Pasqua, fabbrica ora è di Pasqua, cioccolato. quindi andiamo di cioccolata, capito? Tu quale cioccolata preferisci? Che gusto? Ma io sinceramente la mangio fondente. Ok, bravo. Però non anch'io. mi dispiace quella al latte.
Il mio nutrizionista sempre merita pure cioccolato al 99%, da cosa amara. Comunque. Però è bella, È buona, sa di cioccolato. Cioè tipo la bocca non si può aprire mai. Tipo, chi stai pensando? Allora, io voglio ricordare, ragazzi, ieri Ora, la sì, non ho replica. capito. Sta parlando dei titoli, non l'hai capito quale ti ha detto? Sì, vai, allora, chiudiamo con malessere. lui la chiamava in un altro modo che non sapeva nemmeno qual era. Puffi, esatto. Puffi. La puntata quando torniamo? Ma già confuso! Non poi che numeri stiamo dando stasera? Torniamo? Lunedì alle ore 22:30. In replica. In replica. Il giorno di Pasquetta. Giorno di Pasquetta. Ma in live? No, siamo alle 21 lunedì. Ma non l'ho detto io. Lunedì siamo alle 21. scritto qua in regia alle 22. No, alle Hanno 21, cambiato, alle 21, alle 21, in replica alle 21 e qui live. Live giovedì prossimo alle 21. Quindi alle ragazzi, vi riaspettiamo perché ce ne saranno delle belle come tutte le nostre puntate. Si sa come inizia, ma non si sa come va a finire di quello che affrontiamo. Io voglio fare dei saluti, saluto a Marcello Rapisata. Ciao Marcello! Chiudiamo con malessere. A giovedì prossimo. Un bacio! La tua pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Dilette e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Dilette e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Tu dici che amicizia un po' di qua e un po' di là. Tu vuoi farmi paura ma paura non mi fai. Sei amico della pula, non ho un po' di dignità. Parli di strade meglio che da qua tu te ne vai. Meglio che resti sveglio, la tua tipa di notte mi dà sempre sto meglio. Passo ma quanto è forte, si scatena nel letto. Muove bene sto culo, mi ha stregato l'ammetto. È la numero uno. Sta attenta a cosa dici che non me lo scordo mai. Non ci le domani ma ti troverai nei guai. Vuoi fare il malandrino ma non sai che cosa fai. Ci beccheremo presto, ci vediamo, bye bye. La tua pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Dilette e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Lei vuole Fendi e sfrecciare nel mio Mercedes. 10 stipendi senza neanche il minimo stress. Non i pezzenti, quelli nulla tenenti. È pazza per i tipi proprio tale quale a me. Ma di uno così di cosa sei innamorata? Parli solo ma poi tu non concludi nada. Dici che vieni dalla fame, dalla strada, ma tu non hai la stoffa di un figlio di puttana. La tua pussy mi chiama